Il sentiero più lungo del mondo, 7.000 chilometri attraverso le bellezze naturalistiche e paesaggistiche della spina dorsale montuosa del nostro paese, è il Sentiero Italia, creato negli anni 90 e recentemente restaurato dal Club Alpino Italiano. Lo stanno percorrendo a piedi 7 ragazzi di età fra i 26 e i 33 anni, tra cui 3 fondatori dell'associazione Va Sentiero. Trekking di oltre 7.000 chilometri che cuce tutte le montagne italiane, che di conseguenza rappresenta un patrimonio inestimabile per le nostre aree interne, che sono sempre più spopolate, sempre più abbandonate a se stesse. Questo sentiero può essere un volano incredibile. Nato come viaggio collettivo aperto a chiunque volesse aggregarsi alla spedizione, il programma è stato modificato a causa della pandemia, mantenendo sempre lo spirito della condivisione via social. Il nostro sito vasentiero.org, che è da poco disponibile anche in inglese, è un po' il contenitore nel quale abbiamo inserito tutte le informazioni raccolte in questi anni di spedizione. E speriamo che adesso la situazione migliori e che si possa tornare a camminare insieme come abbiamo fatto nelle scorse edizioni. Iniziato a maggio di 2 anni fa, il cammino in 3 tappe si concluderà a settembre. Il percorso siciliano attraverserà Peloritani, Etna, Nebrodi, Madonie fino a Trapani. La bellezza estrema dei Peloritani è il fatto che ricordino anche le montagne del nord, con la piccola differenza, tra virgolette, che da una parte e dall'altra si vedono i 2 mari, quindi è un valore aggiunto incredibile che nessun'altra montagna in Italia ha, e questo, unito al calore e l'ospitalità della gente, rende l'esperienza unica. Auguri, buona vita! Ciao Diego, stai bene?